Buongiorno a tutti e benvenuti a questo evento di Veneto Welfare sul tema previdenza integrativa e investimenti nell'economia veneta. Ringrazio della presenza i relatori, Luca Romano, Paolo Stefan, Olivia Masini, Sergio Lovecchio e Gianmarco Russo e Alberto Brambilla, che poi presenteremo nei dettagli. La presenza dell'assessore Donat-San al momento è ritardata a causa di un impegno concomitante, per cui farò io l'apertura di questo evento. In questa occasione Veneto Welfare, che ha lo scopo per conto della Regione Veneto di promuovere la partecipazione dei lavoratori veneti alla previdenza complementare integrativa. Questo è lo scopo per cui la Regione Veneto ha voluto focalizzare con una iniziativa specifica sul tema del welfare, quindi per promuovere la partecipazione di tutti i lavoratori veneti alla previdenza complementare. Il motivo per cui ha voluto fare questo è semplice: sono cambiate le dinamiche occupazionali, per cui la demografia ha un peso più importante rispetto al passato, una discontinuità lavorativa è esperienza di molti di noi, l'allungamento automatico dell'età pensionabile a causa dei vincoli di bilancio è una realtà che sperimentiamo tutti, e quindi c'è un'esigenza di integrare la pensione che il pilastro pubblico garantirà con un elemento ulteriore, che è appunto la previdenza complementare integrativa. Il punto su cui oggi lavoreremo e andremo a vedere come dire, in dettaglio le informazioni riguarda in che modo il patrimonio dei fondi pensione, che è un patrimonio importantissimo, lo vedremo dopo, ha dimensioni importanti rispetto al PIL nazionale, in che modo questo patrimonio che viene generato dalle regioni e dai lavoratori che versano insieme alle imprese, in che modo ritorna nel territorio. Questo è il tema con cui oggi volevamo confrontarci. Per iniziare a mettere i cosiddetti ferri in acqua, Luca Romano, che è esperto di Veneto Welfare, ci racconta quali sono le dinamiche previdenziali in Veneto e come si stanno muovendo i fondi rispetto all'economia reale. Il suo intervento ha lo scopo di fornirci un primo strato di informazioni su cui poi i colleghi reagiranno. Prego Luca. Grazie direttore, sono estremamente contento che questo filone di ricerca che ha avviato Veneto Lavoro con il suo super braccio operativo Veneto Welfare arrivi a questi momenti di condivisione. Il tempo è tiranno, quindi salto insomma la gratulatoria doverosa, soltanto un'eccezione al professor Alberto Brambilla e all'inestimabile lavoro di ricerca e di conoscenza che svolge itinerari previdenziali, fonte alla quale mi sono abbondantemente abbeverato e di cui mi considero anche un discepolo non degno. Passiamo quindi subito alle slide, perché i 10 minuti vorrei rispettarli. Condividiamo sullo schermo. Vediamo. Allora, questa è la prima slide.
Vale sempre la pena di ricordare in termini di scenario che le risorse sommate di fondi pensione, casse sanitarie integrative, casse professionali e delle fondazioni bancarie in Italia ammontano nel 2020 a 953 rotti miliardi, cioè il 57,75% del PIL. Questa componente è in crescita costante negli ultimi anni e solo pochi anni fa era sotto il 50%, quindi capite che la tendenza è estremamente rilevante. Il flusso di TFR confluito nei fondi pensione negoziali e portato via dall'economia reale è superiore ai 28 miliardi. L'espressione portato via è forse un po' troppo forte, perché sappiamo che le interdipendenze dell'economia globale poi portano sul territorio anche risorse dei fondi pensione stranieri. Però la situazione italiana dal punto di vista regolatorio è tale da rendere questo dato un dato anche di criticità. Se pensiamo che dal 2007 al 2018 ai fondi pensione e al fondo INPS sono affluiti quasi 155,45 miliardi di TFR che erano nelle casse delle imprese italiane e sono tornati nello stesso periodo circa 36 miliardi, il che equivale a solo il 3,5% anno. Questo è il quadro di scenario invece relativo ai soggetti. Noi abbiamo nel 2020 33 fondi pensione negoziali, 42 aperti, 71 PIP e 226 fondi pensione preesistenti. Se vediamo gli iscritti c'è una crescita sia dei negoziali che degli aperti che dei PIP e una ovvia erosione di iscritti ai fondi pensione preesistenti che anno dopo anno ovviamente si vanno riconfigurando dentro le altre forme di fondi. Il patrimonio è oltre 60 miliardi per i negoziali, 25 erotti per i fondi pensione aperti, i PIP assommano a quasi 40 miliardi, i fondi pensione preesistenti a 66 miliardi. Come vedete tutti hanno un segno più negli incrementi patrimoniali. Qui vediamo lo scenario dal punto di vista delle iscrizioni. Rispetto al 2019 i fondi negoziali sono cresciuti del 3,2%, i fondi aperti del 4,9%, i preesistenti, come si diceva, piccola erosione, e i nuovi PIP, quelli con la normativa di nuova regolamentazione, sono cresciuti del 2,7%. È interessante vedere la composizione patrimoniale dei fondi pensione negoziali, sui quali è più focalizzata anche l'attenzione dell'incontro di oggi, perché vedete come sia dal punto di vista delle obbligazioni corporate, sia dal punto di vista dei titoli di Stato, l'estero prevale moltissimo sul mercato domestico. È quindi evidente che siamo di fronte a uno sbilanciamento di risorse verso la componente straniera, che naturalmente penalizza la nostra capacità di investimento all'interno della nostra economia. Lo stesso dicasi per i fondi preesistenti. Come vedete qui addirittura c'è una, anche se una lieve diminuzione dei titoli di Stato, in realtà la diminuzione riguarda titoli di Stato nazionali dentro una ulteriore crescita dei titoli di Stato esteri. Questo è la rappresentazione numerica del grafico di prima. Ecco, vedete qui dal 2019 al 2020 c'è appunto una crescita dei titoli di Stato stranieri insomma, più del 2%, con una diminuzione di quelli del mercato domestico. Andiamo avanti. I rendimenti ovviamente sono un capitolo importantissimo, ma vediamo come il garantito è sempre intorno all'1%,
per tutte le forme di previdenza integrativa. L'obbligazionario puro ha delle variazioni significative tra i negoziali e i fondi aperti. L'obbligazionario misto è molto performante sui fondi pensione negoziali e vediamo anche l'azionario che ha 5,6 sui fondi pensione negoziali. Questa è una rappresentazione di un grafico che contiene la relazione annuale della Covip. Lo trovavo molto interessante per la correlazione dal punto di vista demografia impieghi. Come vedete, più si alza l'età, più gli impieghi sono nel garantito, più si abbassa l'età e più si spostano verso forme di investimento che sono più performanti, come appunto il bilanciato, ma soprattutto l'azionario. Quindi lo spostamento dell'età nel tempo comporta una evoluzione anche, diciamo così, delle culture di investimento dei soggetti previdenziali. Quali sono, dal punto di vista dei fondi negoziali, oggi le statistiche di iscrizione? Come vedete, intorno a quasi 1 milione di iscritti il fondo Prevedi, che è edilizia. Subito dopo Cometa, circa 450.000 iscritti, Fonte del terziario 235.000, e i chimici, poi c'è Labor Fonds, il fondo territoriale del Trentino. Come vedete al quinto, sesto, ottavo posto c'è il nostro Solidarietà Veneto, un pizzico di suggestione federalistica oggi nell'incontro ce la dovete permettere, e poi man mano tutti gli altri fondi, da appunto i ferrovieri alle poste ai lavoratori dell'ambiente, della moda, della gomma plastica, della carta, dell'alimentare e dell'energia. Qui abbiamo messo le variazioni di composizione di iscritti dei fondi dal punto di vista della crescita quantitativa. Come vedete, a parte un piccolissimo fondo che è concreto, se non ricordo male, di materiali di lavoratori nella componentistica dell'edilizia di base, che è cresciuto del 26%, poi segue Perseo Sirio con il 22,42% e abbiamo col 6,43% di crescita da 102.968 a 109.000 iscritti, la crescita di Solidarietà Veneto. Questa cartina, qui siamo sempre sulla relazione Covip, ci mostra il tasso di partecipazione per regione nell'iscrizione ai fondi di previdenza complementare. Come vedete, sopra il 40% dei lavoratori aventi diritto, sostanzialmente i lavoratori dipendenti di ogni regione, noi abbiamo soltanto il Veneto, il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta. Questa cartina nel 2019 vedeva il Veneto ancora sotto il 40%, quindi possiamo considerare che, soprattutto in virtù della crescita del Fondo Solidarietà Veneto, ma anche di altri 2 o 3 fondi di categoria, abbiamo scavallato questa linea di Maginot del 40%, che ovviamente è caratterizzata dalla presenza di fondi di previdenza integrativa territoriali. Qui abbiamo cercato, e chiedo lumi anche su questo aspetto un aiuto al professor Brambilla, di regionalizzare i dati dell'iscrizione ai fondi, consultando bilancio per bilancio di ogni fondo. Come vedete, purtroppo non tutti
presentano il dato regionale, territoriale di iscrizione e molti tra l'altro lo mettono il Veneto nel nord-est, a volte con l'Emilia Romagna, a volte senza, quindi il lavoro è purtroppo limitato dalla presenza di questa difficoltà di reperimento delle fonti. Comunque vedete che Solidarietà Veneto con quasi 110.000 iscritti è di gran lunga il fondo numero 1 in regione, seguito dal fondo del terziario e dei metalmeccanici, poi seguono i chimici. Importante anche il fondo Priamo, quasi 20.000 iscritti, ripeto, compreso probabilmente Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Qui vediamo, entriamo sull'ultimo punto del mio intervento, il rapporto fra i fondi e l'economia reale. Dal punto di vista dello scenario, come vedete, gli investimenti percentuali delle casse dei professionisti nell'economia reale è l'ultima colonna a destra, 22%, le fondazioni bancarie oltre il 44%, quando andiamo ai fondi pensione vedete che i preesistenti è il 3,98% e i negoziali solo il 2,58%. Tra l'altro sono anche non solo contenute queste percentuali, ma anche in lievissima diminuzione, quindi il processo è fortemente da incentivare. Perché? Perché oggi noi abbiamo alcuni progetti di raccolta di risorse dai fondi per investire in private equity, per soprattutto aziende piccolo-medie non quotate, infrastrutture e immobiliare, che sono stati implementati da pochi anni, progetto Iride, promosso dal Fondo della Ceramica, dell'Energia, Gomma Plastica, Pegaso, Previmoda, adesso ha 216 milioni di capitale e sta appunto destinando una quota importante ai fondi di investimento alternativi che investono anche in imprese attive in Italia. Poi c'è il progetto Zefiro, partito da meno tempo, 215 milioni da destinare in debito privato focalizzato sull'Europa e il mercato domestico. E poi, come è noto, insomma, tutti quelli del settore, agli addetti ai lavori, c'è Asso Fondi Pensione che con la Cassa Depositi e Prestiti e il Fondo Italiano Investimenti SGR ha avviato una raccolta che attraverso il contributo importante soprattutto di Labor Funds e Pegaso punta a 500 milioni che vorrebbero essere rivolti all'economia reale attraverso forme di private equity e private debt. Infine abbiamo diciamo, lo scenario di intervento diretto, Solidarietà Veneto, poi sentiremo il direttore Stefano ovviamente più nel dettaglio, con fondi immobiliari chiusi a sostegno delle PMI del territorio, Labor Funds uguale, fondi immobiliari chiusi a sostegno delle PMI del territorio, Eurofer investe in quote di un fondo immobiliare e di un fondo infrastrutturale, Biblos e Priamo investono in quote di private debt e Prevair investe in fondi di private debt e infrastrutture. La situazione che con l'incontro di oggi vorremmo diciamo così, approfondire è esattamente quella di quali sono i percorsi più efficaci per costruire dei progetti che portino investimenti dai fondi a filiere nel nostro sistema di piccole imprese, che sappiamo essere molto, diciamo così, ostico rispetto alla cultura finanziaria di questo tipo, e quindi cominciare a ripensare forse a un passaggio dai famosi bond di distretto che Tremonti aveva incentivato a addirittura bond di filiera legati poi ai progetti che vengono avanti col PNRR, e a verificare se attraverso
la competenza regionale prevista nel pacchetto autonomia della previdenza integrativa, si possono profilare delle iniziative di sostegno che incentivino fortemente la destinazione nell'economia reale territoriale di queste risorse. Io vi ringrazio e cedo la parola di nuovo al nostro direttore. Grazie Luca Romano dell'introduzione. Molti spunti interessanti. Io partirei subito con Paolo Stefan, che è direttore generale di Solidarietà Veneto, Fondo Pensione. Abbiamo visto che Solidarietà Veneto ha una crescita del 6-7% degli iscritti, oggi rappresenta più di 100.000 lavoratori nella nostra regione. Dottor Stefan, lei rappresenta un fondo che si è distinto non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale, in termini anche di performance. Le chiediamo, secondo lei, perché risulta così complesso o qual è la complessità per l'investimento nell'economia reale e quale potrebbe essere il ruolo dei fondi pensione nell'economia reale. Partiamo subito dal Veneto e vediamo cosa ne viene fuori. Prego. Grazie intanto, dottor Barone. Grazie per l'invito anche a Veneto Lavoro e a Veneto Welfare. Sì, abbiamo preparato una piccola presentazione per cercare di rispondere anche in modo articolato alle sollecitazioni che ci sono state sottoposte, dato il fatto che in effetti Solidarietà Veneto da qualche anno ha intrapreso un processo di investimento proprio nell'economia reale, quindi queste difficoltà che sono state citate le ha incontrate, attraversate, qualche volta superate, qualche volta magari no, però insomma una qualche esperienza da mettere a disposizione del sistema ce l'abbiamo e la condividiamo volentieri. Condivido quindi anch'io le slide che ho preparato e parto, spero si veda tutto chiaramente, parto dall'inizio, cioè qual è la condizione che ci ha spinti a investire nella cosiddetta economia reale, che tra l'altro come dire, fa da contraltare alla famosissima economia irreale o surreale, scherzo naturalmente. Crediamo che il punto chiave sia stata la crescita che ha contraddistinto l'andamento del fondo pensione negli ultimi anni, da sempre, ma soprattutto negli ultimi anni, perché al crescere del patrimonio e quindi anche del numero degli iscritti si è reso necessario cercare di dare maggiore soddisfazione alle aspettative dei nostri iscritti, soprattutto in termini di diversificazione del patrimonio. La scelta di investire nel private equity o nel private debt nasce da questa esigenza più che da un'esigenza di territorio. Magari ha incontrato l'esigenza, se vogliamo, di investire nel nostro territorio per il semplice fatto che fortunatamente il Veneto, come altre regioni d'Italia, è un territorio piuttosto ricco di piccole e medie imprese, quindi anche facilmente individuabile come target di investimento. Ma lo scopo è: il patrimonio cresce, abbiamo la necessità di cercare di ottenere risultati comprimendo il rischio, introducendo in portafoglio strumenti i cui rendimenti siano decorrelati dall'andamento generale dei titoli azionari o obbligazionari. Ecco dunque l'approccio alla diversificazione. Questo soprattutto negli ultimi anni, perché la crescita del fondo è stata particolarmente forte, con oltre 10.000 nuovi iscritti negli ultimi 2 anni, un patrimonio che è anche raddoppiato in un quadriennio sostanzialmente. Quindi una sollecitazione da parte degli iscritti che parte già dal passato, ma che è diventata più forte proprio in quest'ultimo periodo, tanto che stiamo implementando dei nuovi progetti di cui poi dirò. Siamo alle porte poi diciamo, della conclusione, auspichiamo positiva, del processo di accreditamento di Solidarietà Veneto nell'ambito della legge che ha istituito proprio Veneto Welfare. Quindi l'aspettativa è che ci si trovi davanti ad un fondo ancor più regionale di quello che è stato in passato, quindi potenzialmente più diffuso, potenzialmente con una dimensione maggiore e dunque in grado di sviluppare con maggior profondità il processo di diversificazione già da tempo iniziato. Siamo ancora un fondo piccolo, la previdenza complementare italiana è ancora a livelli certamente non paragonabili a quelli di altri paesi, per cui
possiamo approcciare queste tipologie di strumenti con proporzionalità in relazione alla professionalità che abbiamo all'interno, alla capacità organizzativa anche che abbiamo. Chiaramente si è aperto un percorso e crediamo che non ci si possa sottrarre naturalmente a questo percorso. Mi sento di dire però, prima di raccontare il percorso, mi sento di porre dei quesiti a cui magari poi anche il professor Brambilla ci potrà aiutare a trovare risposta. Abbiamo detto perché Solidarietà Veneto fa questo tipo di mestiere? Lo fa per la diversificazione, ma lo fa anzitutto per dare soddisfazione ai propri associati. Si tratta di associati a un soggetto che si chiama Solidarietà Veneto Fondo Pensione, quindi un soggetto che ha come scopo statutario quello di pagare pensioni. Ma 31 anni di storia di Solidarietà Veneto ci dicono che le pensioni pagate alla moda dell'INPS, diciamo, sotto forma di rendita, sono ancora pochissime, e questo non soltanto per noi, in generale per tutti gli altri fondi pensione. Allora, nel momento in cui noi cerchiamo di dare rendimenti e efficacia nella gestione ai nostri iscritti, ci chiediamo anche, ma cosa si aspettano gli iscritti da questi fondi pensione, che si chiamano fondi pensione nel nome, ma nei fatti chi lo sa. Ed è un tema, credo, quanto mai attuale, di nuovo lo lascio lì, perché è legato soprattutto alle ultime discussioni, diciamo, sul tema della fiscalità di questi fondi pensione. Quindi una fiscalità che dovrebbe servire a fare pensioni. Detto questo, così la lascio per chi seguirà nel dibattito. Che cosa ha fatto Solidarietà Veneto? Beh, abbiamo messo così il nostro motto, festina lente, quindi avanti con costanza ma con prudenza anche. Lo richiamiamo il ruolo dei fondi pensione per quanto riguarda la finanza. Anche le istituzioni ci chiamano a collaborare a un processo di cambiamento, un processo di investimento nelle PMI. Ricordo che questo principio risiedeva perfino nel decreto 243 del 2004. Oggi siamo richiamati di nuovo come soggetto, come fondi pensione, a partecipare, diciamo, al processo di cambiamento legato al PNRR. Ci fa piacere di partecipare a questo progetto perché si sposa con l'obiettivo della diversificazione, ricordandoci naturalmente che siamo appunto fondi pensione. Dov'è oggi Solidarietà Veneto per quanto riguarda l'investimento nel sistema Italia, dico più che territoriale, allargo naturalmente la visuale al nostro paese per intero? Beh, circa il 6-7% delle risorse del fondo per quanto riguarda i comparti diversi dal garantito sono investite nel nostro paese, con 2 progetti nati ormai nel 2009 che sono il progetto di investimento nel private equity, un commitment complessivo di 30 milioni che ha un vintage ormai di circa 5 anni, e circa 60 milioni di investimento nel private debt dedicato soprattutto alle PMI del nostro paese, ma anche alle infrastrutture. Quindi complessivamente 100 milioni di euro rispetto al patrimonio del fondo sono allocati nel territorio. Beh, abbiamo un bias più robusto magari della media nazionale, ma ricordo che 100 milioni sono meno della raccolta che fa in un semestre una filiale di una banca. Dunque bisogna anche un po' mettere luce sulle proporzioni anche di quello che si fa. Ok, adesso dove vogliamo arrivare? Vorremmo superare il 10% di esposizione, diciamo, all'economia reale, quindi agli strumenti non quotati, non solo private equity, non solo private debt, ma anche infrastrutture e real estate del nostro paese, dell'Italia. Certamente il focus è geografico, guarda il Veneto, ma lo guarda di riflesso. L'economia del territorio del Veneto è una parte importante del PIL dell'intero territorio nazionale. Come stiamo sviluppando questo tipo di implementazione? Attraverso la selezione di appunto fondi alternativi che stiamo gestendo in proprio, ma con l'ausilio anche di professionisti esterni, e il processo segue appunto, come si diceva, a tutta una serie di tappe passate. Arriveremo alla fine dell'anno, ci aspettiamo, con un'allocazione nuova, con uno spostamento di risorse dal quotato al non quotato per, qui c'è un'inversione nei dati, 25 milioni circa nel Private Equity Italia, 15 milioni nelle infrastrutture Italia e 50 milioni nelle infrastrutture Real Estate Global. Chiaramente, per quanto riguarda le infrastrutture, il progetto incontra proprio il progetto PNRR. Mentre il progetto Private Equity, se vogliamo, è un progetto tardivo perché doveva concludersi, doveva realizzarsi 1 o 2 anni fa, ma ahimè Covid ha interrotto questa dinamica
ci ha costretti a focalizzarci su qualche cosa di diverso, cioè la gestione di una contingenza, ma tutto sommato quest'anno siamo riusciti a ripartire con un tour de force e quindi attorno alla fine dell'anno arriveremo complessivamente ad allocare circa 200 milioni negli strumenti alternativi, di cui la gran parte nel nostro paese. Quindi un bias Italia che si irrobustisce. Qui mi collego anche all'osservazione di Luca Romano quando diceva: dobbiamo investire ancora di più nel nostro paese nell'economia reale? Dobbiamo restituire alle aziende di più di questo TFR portato via? Io non lo so. Penso anche che diamo un segno e probabilmente la concentrazione delle risorse dei fondi pensione nel nostro paese può aiutare anche il meccanismo di intercettazione, diciamo così, di risorse che vengono dagli altri paesi, dai fondi pensioni e dai fondi alternativi degli altri paesi che comunque già oggi investono in Italia. Quindi il progetto del fondo va in questa direzione e va in questa direzione, devo dire, a prescindere da meccanismi di sostegno di carattere pubblico, a prescindere dalla fiscalità. Si fa questo perché questo è diversificazione, come l'abbiamo fatto noi, come l'ha fatto l'Aberfonds, come l'hanno fatto con altri modelli i vari fondi Previmoda, Fonkim, Fondo Energia, in piena coerenza con questo processo che ha una natura, direi, tecnica. Mi permetto in chiusura di buttare qualche sollecitazione di prospettiva. Quando si parla di TFR si parla di un pezzo di retribuzione che ha cambiato natura, ma non oggi, ha cambiato natura ormai 15 anni fa, per cui insomma, mi aspetterei che dopo 15 anni questa natura davvero non fosse più in discussione. Il TFR dovrebbe alimentare le pensioni complementari degli italiani. Quindi se al TFR vogliamo fare questo mestiere, quanto possiamo fargli fare il mestiere anche del finanziamento alle PMI, quanto vanno d'accordo questi due elementi? Dopodiché un'altra aggiunta a questo ragionamento: quando si dice tolgo TFR ne restituisco una parte, e certamente probabilmente con gli investimenti andrò a intercettare imprese di dimensione più grande, è chiaro però che probabilmente favorendo il miglioramento delle strutture imprenditoriali a un livello intermedio, a livello della piccola e media impresa che può avere 100-200 milioni di fatturato, probabilmente agevolo anche la costituzione di un ambiente circostante fatto di terzisti che ne trae indirettamente beneficio. Quindi penso sia un tema da tenere in considerazione. Penso sia un tema da non utilizzare in modo politico, ma in modo tecnico, ecco. Inoltre, ecco, l'ultimo aspetto, quello moltiplicativo, ne ho già fatto cenno. I fondi pensione che investono nel proprio territorio, anche in una misura, immagino, come quella che noi stiamo ricercando, fanno da faro anche per gli investitori internazionali. Ma chiudo con una provocazione. Le risorse ci sono, stanno venendo dall'Europa, le stiamo mettendo noi, stanno andando verso le imprese, ma la sensazione che abbiamo è che forse qualche volta i problemi che ci attanagliano non siano in questo momento problemi di risorse, anzi qualche volta mi sembra che le risorse arrivino, come dire, abbondanti dappertutto. Ciò che gli imprenditori reclamano qualche volta è forse la difficoltà di trovare personale, quindi un tema più di demografia che di finanza. La demografia è un tema delicato per il sistema Italia, per i fondi pensione, lo è anche per le imprese, perché ci sono pochi giovani, c'è una base più ristretta e soprattutto questa base ristretta qualche volta è attratta da altri sistemi economici, sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Quindi noi per la finanza ci siamo, stiamo facendo la nostra parte, credo, insomma, in maniera anche complessivamente adeguata. E chi risolverà il problema della demografia? Noi questo non credo che riusciremo a farlo. Ecco, dunque, sono le 16:35 e ho sforato di 2 minuti, dunque mi fermo qui e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie Paolo Stefan degli spunti e in particolare anche l'ultimo pezzo sulla demografia. Credo che rappresenti un compagno di viaggio che va visto bene, perché i rischi sono altissimi per il mercato del lavoro, ma non solo. Olivia Masini, direttore generale Previndai, fondo pensione. Un piccolo fondo ma importante perché ha dentro tutti i dirigenti. Quali sono gli esempi
e i progetti che avete in corso per investimenti nell'economia reale. Cosa state facendo dal vostro punto di vista come osservatorio? È così difficile investire in fondi italiani e perché? Buongiorno e grazie moltissimo per l'invito. Già chi è intervenuto prima di me ha dato degli spunti molto interessanti. Devo dire, mi avvantaggerò di alcune cose dette dal mio collega Paolo, perché avendo lo stesso background ne ho condivise molte. Allora, Previndai ha una forma rispetto il Fondo Solidarietà Veneto diversa, è un fondo nazionale, in più è un fondo di una categoria sicuramente particolare, quella dei dirigenti industriali, ed è un fondo preesistente. In questo sì, non siamo per la parte finanziaria un grande fondo, siamo un grande fondo perché il nostro complessivo patrimonio è sicuramente ai vertici dei fondi pensione italiani. Per capirci, Previndai questo è una slide volutamente di 3 anni fa, aveva un patrimonio di 11 miliardi e 6, questo è quello che ci ha visto nel momento in cui abbiamo avviato il processo di investimento negli alternativi. In realtà la maggior parte del patrimonio è in gestione assicurativa, mentre in gestione finanziaria all'epoca avevamo circa 2 miliardi di posizioni. Quindi io parlerò e mi focalizzerò su questa parte del patrimonio. È un fondo, lo dicevo, di categoria, gestisce volumi importanti, non ha tantissimi iscritti, ma come è comprensibile la contribuzione media e le posizioni dei singoli iscritti sono posizioni importanti. Tornando e venendo al tema di questo incontro, parliamo di asset alternativi. Previndai si è approcciato agli asset alternativi in occasione di un cambio importante di politica di investimento e ha deciso di inserire il 10% degli asset del proprio portafoglio finanziario, dedicarlo agli investimenti alternativi. Diciamo, semplifichiamo parlando di investimenti in economia reale. Noi siamo arrivati a scegliere di dedicarne una parte all'Italia come forse ultimo passaggio di questa scelta. La prima parte del nostro lavoro è stata una parte più alta, riferita alla ricerca della utilità di questo investimento. E qui mi ricollego a quello che diceva Paolo prima a proposito del fatto che un fondo pensione, gli amministratori di un fondo pensione sono chiamati in realtà a cercare le migliori soluzioni di investimento per i propri iscritti. E questo è il faro che ci guida, e questo è quello che ci viene richiesto dalla normativa e prima ancora dai nostri iscritti. Ovviamente tenendo in considerazione quelle che sono le caratteristiche degli iscritti, la finalità previdenziale, si può pure puntare a un altissimo rendimento, ma se quell'altissimo rendimento è associato a un alto rischio, noi gestiamo previdenza, noi gestiamo futuro, noi gestiamo pensioni e quindi la calibratura è importante rispetto alla finalità. Allora, inseriamo i FIA, lo abbiamo appunto iniziato a fare 2 anni fa, e con questo volume sicuramente perché i FIA ci aiutano nella ricerca di migliori rendimenti. Si sposano per la natura di fondo pensione con il lungo periodo che è richiesto. Noi abbiamo anche considerato, ma questo nell'ultimo passaggio, l'incentivo fiscale. Sicuramente ci aiutano per la diversificazione degli investimenti
e qui vengo all'interno del fondo pensione, sicuramente richiedono nuove competenze, nel senso che non si tratta di investimenti semplici, sicuramente richiedono anche un impegno costante maggiore da parte della struttura del fondo pensione e devono quindi anche essere calati nella realtà e nelle capacità del fondo. Questo è quello che abbiamo scelto, cioè andare a investire in strumenti di una durata media di 15 anni, la metà dedicarne all'Italia, effettuare un investimento diretto. Questo merita un piccolo inciso. Credo che questa forma ci accomuni con Solidarietà Veneto, sicuramente non ci accomuna con altre scelte fatte correttamente da altri fondi pensione. Prima si parlava del progetto Iride ed altri progetti, lì c'è stata una sorta di cooperazione tra fondi. Perché? Perché la diversificazione anche all'interno degli alternativi è importante. Se ci si possono dedicare risorse di un certo ammontare si può fare investimento diretto, se così non è meglio consorziarsi e andare avanti insieme. Quella che vedete sotto è la nostra scelta iniziale che vedeva, semplifico, una grossa quota, circa la metà complessiva in infrastrutture, per la maggior parte dedicata all'Italia, un po' meno di un quarto di private equity, anche lì per la metà dedicata all'Italia, e una quota di direct lending, quindi parte obbligazionaria più generale contesto europeo. Questo è quello che cercavamo, ma non è quello che abbiamo trovato, perché in quel momento non c'erano strumenti di investimento che ci convincessero, o meglio, non c'erano opportunità coerenti con quello che cercavamo, perché diversamente dagli strumenti liquidi, la parte dei FIA, la parte degli alternativi, non necessariamente quando la si cerca si trova in quel momento un fondo che è in raccolta. Quindi il nostro processo è arrivato a una distribuzione di questo genere, in cui vedete che in Italia è andato circa il 21% dell'investimento in FIA, fatto 100 il totale generale del comparto, un 2,10%. Qua anche è interessante dire che in realtà la quota FIA investita in Italia è superiore, perché abbiamo uno dei gestori, uno dei FIA della quota di infrastrutture, che è sono FIA comunque di livello europeo, che crede molto nell'Italia e che quindi, pur avendo etichettato il suo FIA come un FIA di ambito europeo, dedica una quota importante all'Italia. Quindi effettivamente oggi più di un quarto del nostro investimento è all'interno dell'economia reale italiana. Ho parlato delle necessità che questi strumenti più complessi comportano. IORP ha portato nei fondi pensione una serie di strutture relativi a presidi di controllo. Noi ci siamo mossi con un certo anticipo, proprio perché abbiamo ritenuto che introdurre strumenti del genere ci richiedesse un rafforzamento anticipato, diciamo così. Parliamo del futuro. Abbiamo all'epoca studiato il fatto che i FIA, l'investimento in FIA va coltivato, mi piace dire, alimentato, in altri termini, vuoi per il loro meccanismo che prevede sì richiami ma poi anche progressivi rimborsi, ma vuoi anche per la crescita del patrimonio, perché quei 2 miliardi di 3 anni fa oggi ne sono diventati 3 miliardi, quindi l'incremento è stato considerevole. Ci portano in questo periodo ad avviare una nuova importante fase di investimento in FIA,
e non avendo potuto raggiungere all'inizio l'obiettivo del 50% investito in Italia, quello che stiamo avviando è proprio un investimento focalizzato e orientato all'investimento in Italia, in particolare nelle infrastrutture. Voglio un po' tornare indietro al ragionamento iniziale che stavo facendo a proposito del fatto che i fondi pensione hanno come finalità quella di accrescere la posizione dei propri iscritti. Devo dire che l'investimento in Italia alla fine di tutto il nostro percorso di analisi conferma questo obiettivo, cioè noi investiamo in Italia, investiamo questa quota in Italia perché crediamo che inserire risorse in questo paese, in questa economia, sia un ritorno positivo per gli iscritti, e non lo riteniamo per un motivo etico, non lo riteniamo per un motivo legato alla nostra finalità, ma perché ce lo siamo studiato, perché abbiamo fatto previsioni, abbiamo fatto proiezioni. Aggiungo che come secondo motivo, forse da un punto di vista etico anche più importante, ma non prioritario, c'è il fatto che noi crediamo che questi investimenti consentano un ritorno positivo, indiretto ovviamente, verso le imprese e i nostri iscritti. In passato dedicavamo una quota degli asset liquidi all'Italia, avevamo un mandato dedicato all'azionario italiano, quotavano circa un 5%. La trasformazione dei comparti e in particolare l'inserimento di fondi alternativi mantiene alla fine questa quota del 5%, perché l'Italia vede dedicata la metà dell'investimento in FIA, ma in questo modo siamo convinti che il ritorno positivo verso gli iscritti sia più diretto, più efficace, più effettivo. Concludo nel dire che in questo momento il fermento che emerge in Italia per certi versi ci conforta in queste scelte. Pensiamo che le potenzialità dell'Italia siano tante, purtroppo per la pandemia, ma è un dato di fatto. Siamo convinti che le opportunità si presenteranno. I nostri dati sono positivi, noi diciamo siamo quasi una cartina al tornasole della realtà produttiva italiana, perché abbiamo le aziende, le imprese industriali più rappresentative, iscritte e contribuenti, vediamo messaggi molto positivi. E quindi diciamo un impegno e un coinvolgimento forte del fondo, quello di porre attenzione direttamente ai propri iscritti. Spero di aver raccontato con interesse, suscitato interesse su questi temi. Ovviamente resto a disposizione nella parte successiva per eventuali domande. Grazie. Grazie Olivia Masini. Ricordo a tutti i partecipanti che se volete porre domande ai nostri colleghi utilizzate la chat, poi noi andremo a sintetizzare e faremo un secondo giro di tavolo. Sergio Lovecchio, io non le nascondo che le devo confessare che noi ci siamo ispirati a quello che avete fatto voi in Trentino Alto Adige, dal punto di vista della logica di funzionamento della promozione di Veneto Welfare. Il problema è che non abbiamo le risorse che avete voi, ma questo è un problema di autonomia e questo speriamo che nel futuro ci possa aiutare. Io a lei chiedo, ci racconti che cosa si può fare avendo in mano risorse di questo tipo in un territorio che è abbastanza simile al nostro per alcuni pezzi, penso al turismo, ma non solo. Cosa si può fare? Ci faccia vedere cosa fate. Allora, intanto buongiorno, buon pomeriggio da parte mia. Sicuramente
Interessante gli interventi fatti, anche perché ci danno anche uno spunto. Poi noi siamo il lato investitori, no? Per cui c'è il lato persone che cercano investitori, no? Quindi creiamo appunto iniziative dove i fondi pensione sono un po' quegli investitori pazienti che noi desideriamo avere come partner in queste iniziative. Magari condivido una presentazione che mi permette magari di trarre qualche spunto anche un po' su quello che è stato detto fino adesso. Ecco. Allora, intanto velocemente, Euregio Plus, io sono direttore di Euregio Plus SGR, è la nuova denominazione di Pensplan Invest, quindi del progetto Pensplan e quindi del progetto appunto che citavate prima voi. Chiaro che il progetto Pensplan ha portato avanti la pensione complementare in Trentino Alto Adige con un successo che vedo che comunque anche tutto il Veneto è riuscito poi ad arrivare allo stesso, più o meno allo stesso livello. Questo mi fa molto piacere, perché chiaramente, avendo la nostra società promosso e lavorato sui fondi pensione, ovviamente crediamo importante e fondamentale appunto che le persone e i cittadini lavoratori aderiscono al fondo pensione. La nostra società nasce nel 2000 e ha fatto tante cose, quindi ha istituito i fondi pensioni, ha gestito gran parte delle masse di questi fondi pensioni, è stata la prima a partire nel 2013 con un fondo di mini bond, quindi con un tema di private debt, ha esperienza in fondi immobiliari, quindi ha creato una serie di presupposti che hanno permesso poi successivamente nel 2018 a trasformarsi in società in-house della regione, sostanzialmente, perché Pensplan è di fatto la regione Trentino Alto Adige, e delle due province di Trento e Bolzano. L'obiettivo della società è quello un po' di fare sviluppo, fare investimenti sul territorio o in prevalenza sul nostro territorio, quindi è molto concentrato. Come pensiamo di fare dare beneficio al territorio, come fare sviluppo sul nostro territorio? Attraverso i fondi, attraverso appunto l'effetto moltiplicazione delle risorse pubbliche sul territorio. Attraverso i fondi si attraggono ovviamente investitori privati che tendono a investire sul territorio, e quindi si riesce a fare, a moltiplicare le risorse anche pubbliche presenti sul territorio. Questo è un po', se vogliamo, l'obiettivo della società, che alla fine in qualche modo risponde a creare PIL e occupazione sul territorio, detta poi in maniera molto, molto sintetica. Siamo l'unica SGR ovviamente presente su questo territorio pubblica, abbiamo appunto queste finalità e abbiamo una serie di competenze. Diciamo che il nostro approccio è un approccio diverso. Su alcune iniziative abbiamo uno skill ormai collaudato e derivante appunto da un'esperienza decennale, se non ventennale, e quindi operiamo con i nostri team. Dove invece riteniamo che sia necessario, per la specificità del settore, avvalerci di un advisor, abbiamo un advisor. In terzo caso, dove entriamo in settori, come vedremo dopo, venture capital per citarne uno, dove le competenze sono molto molto specifiche, abbiamo una gestione in delega, però sempre con una presidio comunque locale, che comunque con un team locale che si occupa in questi casi comunque di tutto lo sviluppo dell'ecosistema, di fare in modo che queste aziende possano portare poi un effettivo beneficio sul territorio. Vado su esempi concreti di quello che abbiamo fatto. Quello che noi stiamo facendo ovviamente è quello di attrarre investitori pazienti, perché a parte la parte liquida che gestiamo ovviamente con un team dedicato, sulla parte illiquida abbiamo chiaramente fondi la cui durata vanno da 10 ai 15 anni, e quindi chiaramente puntiamo ad avere degli investitori pazienti, no? Disposti appunto ad investire per un periodo questo lungo e disposti anche a in qualche modo a valorare quello che poi è un beneficio sociale, non politico, sociale, di sviluppo del territorio. Noi chiaramente rispondiamo a logiche privatistiche, ovviamente, perché avendo degli investitori privati dobbiamo di fatto rispondere a quelle che sono le attese di rendimento dei privati. Quello che cerchiamo di fare per poter attrarre investitori quali fondi pensioni è quello di strutturare le nostre iniziative in modo tale che
vi siano i presupposti per i fondi pensione per parteciparvi, in particolare col meccanismo che ovviamente un po' gli addetti ai lavori conoscono, della strutturazione di quote di partecipazione ai fondi con profili rischio di rendimento diversi. Quindi sappiamo che i fondi pensione per alcuni versi possono in alcuni ambiti avere un profilo di rischio leggermente più basso di quello che magari può avere un privato. Chiaramente questo comporta che il profilo rischio-rendimento è più basso, un po' meno rendimento, un po' meno rischio, il privato un po' più rischio, un po' più rendimento. E quello che cerchiamo di fare è, anche come società in house, di condividere anche un po' con i fondi pensione anche la strutturazione dei regolamenti. Quindi in particolare l'abbiamo lanciato, stiamo lanciando adesso, stiamo raccogliendo le sottoscrizioni, un fondo di private debt che farà sia in qualche modo fa sia lending che mini bond, e che è stato strutturato in quote proprio per consentire ai fondi pensione di partecipare, di investire in questa iniziativa. Abbiamo riservato su un fondo che ha come target 100 milioni, 40 milioni ai fondi pensione con particolari appunto caratteristiche delle quote, e 60 milioni invece agli investitori privati con una partecipazione pubblica minoritaria all'interno di questo. Questo è quello che crediamo appunto possa funzionare. Altre iniziative che stiamo portando avanti e che sono anche questa in avvio, nel senso che abbiamo appena approvato il regolamento e siamo anche questa in fase di raccolta. Vi racconto le principali, poi ce ne sono altre minori che magari non interessano l'argomento di oggi. È un fondo turistico alberghiero, cioè noi ovviamente sappiamo della necessità di diversificazione ovviamente dei nostri investitori. È anche vero che però su temi come il settore alberghiero credo che il Trentino Alto Adige possa vantare chiaramente una situazione di particolare successo, e quindi promuovere e consentire, dare un supporto alle strutture alberghiere di superare la fase soprattutto del passaggio generazionale o le fasi di riqualificazione della struttura. Questo è stato anche pensato in un'ottica 2026, quindi di Cortina e di tutto quello che poi chiaramente impatta anche sulla nostra regione. E quindi abbiamo fatto questo FIA, che è un FIA immobiliare rivolto al settore turistico alberghiero, che intende riqualificare, quindi investire sulla riqualificazione delle strutture alberghiere piuttosto che sulla riqualificazione anche energetica, dove negli anni abbiamo maturato un nostro know-how specifico. E questo è un altro elemento che riteniamo possa essere importante all'interno di un asset class o di una diciamo così, di una asset class importante, che può far parte appunto dei fondi pensione piuttosto che le casse di previdenza. L'altro aspetto che riteniamo importante, su cui noi stiamo molto lavorando, è il tema che fa un po', che è un aspetto che chiaramente molti fondi pensione stanno approcciando, e anche da noi, che riguarda tutto il tema dello sviluppo urbano, ma anche con tutta una serie di strutture che oggi sono sempre più essenziali, che vanno sostanzialmente dal tema del senior housing, dell'RSA, e arrivano anche sul tema appunto studentati, che è un aspetto dove riteniamo che appunto il mondo appunto dei fondi pensione possa avere appunto un forte interesse. Questo è un progetto che abbiamo di riqualificazione di aree ex caserme, dove intendiamo chiaramente approcciare a questi tipi di sviluppi, e questo credo che sia un po' le risposte che noi come SGR pubblica del territorio possiamo dare per cercare di attrarre i fondi pensione ad investire appunto sul territorio. Noi riteniamo, adesso questo lo metto lì come provocazione nei confronti dei fondi pensione ovviamente, nel senso che riteniamo che è importante, ovviamente il rendimento è su tutto, anche per noi ovviamente è l'aspetto importante. Riteniamo però anche che i fondi pensione, specialmente quelli territoriali, abbiano anche un ruolo di dare un rendimento, ma anche dare anche delle prospettive di lavoro su quel territorio. Questo è un aspetto che io ritengo sia importante, nel senso che chiaramente se il fondo pensione investe in progetti virtuosi sul territorio e crea le premesse perché poi i livelli di disoccupazione possano scendere, e quindi dà l'opportunità alle persone di quel territorio di poter chiaramente lavorare e di poter iscriversi a un fondo pensione, questo è un aspetto ovviamente premiante nella logica appunto secondo me di un fondo pensione
e che chiaramente deve rispondere poi a un tema ovviamente anche di rendimento. Quindi queste sono un po' le nostre iniziative. Ne abbiamo poi altre anche sulla riqualificazione energetica e su tutto il tema ESG, dove chiaramente tutti noi stiamo lavorando, anche perché i vincoli dei fondi pensione o comunque un po' le regole, le procedure che si stanno dando di investimento ESG diventano sempre più importanti, però crediamo che lavorando così, lavorando insieme ai fondi pensione sul territorio e su iniziative che possono creare rendimento e sviluppo del territorio, si riesca appunto veramente a dare una mano e dare un'impronta all'economia reale da noi. Io avrei anche finito per non portare via ulteriore tempo, poi se ci sono domande sono ovviamente a disposizione. Grazie a Sergio Lovecchio. Interessante il dare rendimenti insieme a lavoro e sviluppo, interessante come giudizio su cui procedere. Gianmarco Russo, direttore generale di Veneto Sviluppo SPA, la finanziaria della Regione Veneto. Sì. Non ti chiedo qual è il futuro di Veneto Sviluppo, ti chiedo invece cosa state facendo e quali sono le vostre percezioni in ordine proprio a tutta questa disponibilità di risorse economiche e finanziarie che girano attorno al territorio e che potrebbero essere in qualche modo occasione di sviluppo per le piccole e medie imprese della nostra regione. Prego. Grazie, ma intanto anch'io ringrazio come tutti per l'opportunità di rappresentarvi chi siamo come soggetto istituzionale e quali sono i progetti che sono diciamo in fase di avanzamento, nonché quelli che stiamo avviando. Prima di darvi un inquadramento faccio anche una battuta, nel senso che ho colto positivamente gli stimoli di tutti quanti mi hanno preceduto, in particolare uno che poneva giustamente enfasi sul tema della crisi demografica. Tu Tiziano giustamente ti chiedevi cosa sta facendo Veneto Sviluppo. Io dico, io intanto ho fatto 3 figli, se serve ne farò altri. Quindi fatemi sapere, insomma, al limite mi darò da fare. A parte questa battuta, Veneto Sviluppo ovviamente non fa figli, ma fa progetti di sviluppo di sostegno alla crescita delle imprese del territorio. Come tutto il mondo, anche la finanziaria della regione, tra l'altro qui in Veneto abbiamo dei tratti di peculiarità che ci distinguono sotto certi profili dalle altre finanziarie regionali, non fosse altro per quello che riguarda la compagine sociale. Qui, a differenza ad esempio della vicina Fillombarda, la partecipazione societaria della regione del Veneto è limitata al 50%, quindi una partecipazione preponderante, importante, maggioritaria, ma non esclusiva. Quindi questo sta a significare che già la genesi della finanziaria regionale esplicita una collaborazione, un partenariato tra il pubblico e il privato. Il restante 49% infatti è rappresentato dai principali player del sistema bancario nazionale, da Unicredit, Intesa, BNL e via discorrendo. Dicevo, il mondo è cambiato per tutti e evidentemente anche noi ci siamo posti tanti interrogativi e uno fra tutti quello che riguardava il corretto riposizionamento della finanziaria nel contesto attuale, peraltro molto aggravato dall'attuale crisi pandemica, e quali fossero le traiettorie che ci potessero consentire di lanciare, di essere anche noi un po' innovativi, proponendo degli strumenti finanziari a misura, un po' più a misura della dimensione caratterizzante del tessuto imprenditoriale del Veneto, che è la piccola e media impresa. Per questa ragione dal 2015 Veneto Sviluppo ha deciso, e secondo me io sono stato uno dei fautori e sono ancora più convinto oggi più che mai della bontà della scelta allora fatta, abbiamo acquisito dapprima il 51%, poi il restante 49% di una SGR che si chiama FVS SGR. L'intento era proprio quello di esportare su un veicolo societario dedicato, una SGR, quindi una società patentata e autorizzata dalle authority di mercato Consob e Banca d'Italia a raccogliere risparmio. Veneto Sviluppo aveva già un consolidato track record di un'expertise maturato nel settore degli investimenti nel capitale di rischio, soprattutto come investitore di minoranza. Però ci siamo fortemente resi conto che per farlo in modo più strutturato, fair, sull'economia reale, mi verrebbe da dire in modo leale, bisognava accettare la sfida del mercato e quindi proporci
facendo nostre tutte quelle che sono le prerogative e i ragionamenti che tutti gli investitori di mercato fanno per selezionare un potenziale gestore. Questo l'abbiamo fatto. Siamo partiti, dopo averne acquisito, diciamo, le quote societarie, abbiamo lanciato una prima nostra piattaforma di investimento che si chiama Fondo Sviluppo PMI. Ovviamente io non posso negare, siamo partiti dal punto di vista della reputazione, della nostra riconoscibilità ampia a livello di mercato, siamo partiti dal sottoscala, questo vi dico la verità, cioè dovevamo costruirci una credibilità, per quanto noi avessimo una grande esperienza di investimenti diretti fatti col patrimonio esclusivo della finanziaria. Farlo con risparmi di terzi era una grande sfida per noi. Siamo partiti con questo primo fondo da 50 milioni di euro, innegabilmente la raccolta era una joint venture tra le due finanziarie, peraltro, tra Veneto Sviluppo e la Friulia, i cugini del Friuli, e in quello strumento sono state dedicate, su quei 50 milioni, 31 milioni da apporti, da conferimenti e sottoscrizioni dalle due finanziarie regionali, dopodiché il fondo pensione che ha parlato prima di me, insomma non dico niente di misterioso perché era tracciato in una slide prima rappresentata, ci ha dato fiducia. Per me, tra l'altro, è motivo di grande spinta e stimolo, perché ho letto in quella slide e effettivamente mi è rimasto ancora più impresso che il primo investimento nel mondo degli investimenti alternativi del private equity fatto dal Fondo Pensione Solidarietà Veneta, da quanto ho letto da quella slide, è stato fatto su di noi, per cui essere stati la cavia e spero, diciamo, aver fatto un certo tipo di lavoro insieme in questi 5 anni e mezzo, 6, è stato uno stimolo e lo è ancora oggi più che mai, e lo sarà sicuramente finché condurremo e condurrò col team questa bella avventura. Come sta andando l'avventura? Penso bene, nel senso che abbiamo completato il periodo di investimento. Noi siamo effettivamente un catalizzatore di risorse che investiamo direttamente con una gestione attiva e proattiva, ancorché da investitori di minoranza, quindi non andiamo a prenderci le prerogative dell'imprenditore. Noi assecondiamo i progetti di impresa più credibili per accelerarne la crescita. Quando lo facciamo siamo molto partecipi nell'attività delle aziende, abbiamo fatto 8 investimenti, chiuso il periodo di investimento sul finire del 2020, abbiamo già realizzato 3 exit e devo dire che ad oggi, ieri, anzi perché abbiamo fatto un meeting del CDA della SGR, io tra l'altro sono direttore oltre che della finanziaria regionale anche della SGR, con questi 3 exit abbiamo già restituito largo circa il 46% del capitale richiamato, che è quasi completato. Quindi sono soddisfatto, ma chiaramente non mi lusingo, cioè noi come tutti dobbiamo darci dei traguardi, dei target significativi, però insomma penso che almeno fino ad oggi stiamo ripagando almeno in parte per quello che è stato fatto per ora, la fiducia enorme che ci è stata data. E questo innegabilmente, come per tutti i soggetti che accettano, e noi le abbiamo accettate dopo, ma stiamo progredendo, le regole del mercato, è anche il trampolino che crea le premesse per fare gli step successivi del percorso di crescita e di sviluppo della nostra operatività, sempre sul mercato. Quindi abbiamo lanciato il Fondo Sviluppo PMI 2, siamo tuttora nella fase di fundraising, quindi siamo in piena fase di raccolta, abbiamo raggiunto la prima milestone, abbiamo fatto il primo closing, il target di raccolta è di 75 milioni di euro, devo dirvi, lo dico in modo molto esplicito, non ho niente da nascondere, quindi sono giocato e mi sto giocando l'osso del collo, nel senso che giustamente, mentre come era corretto che fosse, quando abbiamo raccolto e lanciato la prima piattaforma di investimento, il primo fondo sviluppo PMI, la raccolta, e quindi i sottoscrittori erano prevalentemente captive, di quei 50 milioni, ben 31 milioni di euro erano stati sottoscritti dalle finanziarie regionali promotrici. Ora con questa seconda avventura ho anch'io volutamente delimitato, contingentato, ringrazierò a vita la fiducia che ha riposto su di noi la finanziaria, della quale sono il direttore, ma ho ritenuto corretto che si contingentasse il commitment, quindi l'apporto in adesione diretta dalla finanziaria regionale del Veneto, di Veneto Sviluppo, a 20 milioni circa, perché se abbiamo fatto un po' di strada, se tutto sommato ci stiamo facendo riconoscere e stiamo crescendo, è giusto che seguiamo in tutto e per tutto le regole del mercato, e quindi
l'ambizione, l'obiettivo che ci siamo dati è andare prevalentemente a raccogliere da terzi risparmiatori. Con grande soddisfazione vi dico che ha aderito a questo fondo anche un fondo pensione nazionale, e per me è una soddisfazione enorme, soprattutto perché insomma, un conto è giocare la partita in casa tra le mura amiche, un conto è andare fuori casa e dimostrare e raccogliere fiducia anche altrove. È scontato per tutti, per noi che stiamo progredendo e crescendo con i numeri, con i risultati, devo dire è una soddisfazione. Teniamo sempre i piedini per terra, però insomma le cose, devo dire, stanno andando bene. Abbiamo quindi fatto il primo closing, abbiamo già una prima target, una prima iniziativa molto interessante nel settore alimentare qui in Veneto, che secondo noi merita di essere accompagnata, e verosimilmente nel giro di poche settimane dovremo andare a chiudere la partita e quindi a iniettare la liquidità in questo bel progetto di impresa. E quali sono gli elementi che ci ancorano fortemente al legame con l'economia reale in modo leale, come si diceva? Noi chiaramente, tutti i soggetti che fanno il mio mestiere, giustamente espongono i propri elementi distintivi, si dichiarano diversi. Dove noi, e quindi lo dichiaro io, penso possiamo essere effettivamente particolari, è che noi siamo veramente a chilometro zero, noi siamo dei frequentatori seriali delle aziende e abbiamo la fortuna, essendo così, diciamo, ravvicinati in termini di distanza alle aziende che frequentiamo, sulle quali decidiamo di giocare delle partite insieme di sviluppo, siamo molto attivi, siamo a fianco dell'azienda e cerchiamo di essere presenti in tutto e per tutto, ancorché il nostro ruolo è comunque quello dell'investitore di minoranza. Un esempio, giusto per qualificarne uno, è il caso di un'azienda, di una partecipata del primo fondo, del Fondo Sviluppo PMI 1. Qui è un'azienda di Padova nella quale la partecipazione acquisita è un'azienda che tra l'altro sta molto ben performando, abbiamo il 40% del capitale della società. Purtroppo l'anno scorso, causa Covid, il fondatore dell'azienda è mancato, quindi purtroppo è stata noi viviamo i progetti di impresa frequentando le aziende, ma anche le famiglie, le loro case, perché l'azienda qui in Veneto è la casa dell'imprenditore, è una propagine della sua casa, quindi il fatto che sia mancato per questa pandemia il fondatore ci ha scosso enormemente e ci ha dato un impulso reattivo fortissimo, al punto che abbiamo deciso di dedicare a lui un'emissione velocissima, straordinaria di un bond, perché abbiamo come Veneto Sviluppo anche la gestione di un fondo di private debt, si chiama Fondo Veneto Mini Bond, e devo dire straordinaria anche la partecipazione del sistema Veneto, perché con poche telefonate abbiamo raccolto più di 6 milioni di euro, quindi più di quello che era il book che ci andavamo prefigurando come target di raccolte, e l'abbiamo dedicato a lui. Quindi noi siamo investitori di territorio, riteniamo che sia corretto che il processo di crescita dove andiamo a innestarci abbia degli elementi che vadano ancora più a radicare l'azienda. Non siamo impositivi, non abbiamo la velleità né tantomeno la forza di imporci sulle imprese. Non possiamo dire all'imprenditore che magari vuole vendere il 100% dell'azienda a un fondo estero piuttosto che a una multinazionale di non farlo. Sicuramente siamo propositivi e talvolta ci riesce anche a convincere l'imprenditore che magari c'è l'opportunità di creare più valore per lui e per la sua famiglia facendo un pezzo di strada laddove magari la prima generazione è arrivata al classico asintoto, cioè non riesce a sfondare il livello della crescita e si ricongegna, diciamo, l'assetto proprietario, facendo magari entrare i manager piuttosto che creando un vero percorso di passaggio generazionale, magari si crea quella nuova area, quella nuova equazione che porta al superamento della barriera, diciamo, limitante della crescita dell'azienda. Questo proprio in estrema sintesi quello che siamo, quello che stiamo facendo. Vi ripeto, siamo con grandissimo entusiasmo nel pieno della raccolta del secondo fondo, target 75 milioni, non nego che io lo reputo, alla luce di quello che abbiamo sinora raccolto, un target alla nostra portata. È innegabile che mi piacerebbe arrivare ben al di sopra dei 75 milioni e non alludo ovviamente a quota 100 perché io non sono politico, nel senso che quota 100 per me è un target di raccolta e avrebbe un significato, la triplice cifra, un significato molto importante in termini di dotazione reale da reinvestire e reintrodurre nell'economia reale.
Questo proprio per sommissimi capi, quello che è Veneto Sviluppo e quello che è, diciamo, il suo diamante nella strategia di sviluppo degli strumenti di investimento alternativi. La strada è lunga, la sfida la vogliamo giocare tutta, il team è giovane, molto motivato, stiamo crescendo anche con nuove figure giovani che stiamo inserendo e penso che saremo in grado di dare soddisfazioni a chi ce l'ha la fiducia. Grazie Gianmarco Russo, direttore generale Veneto Sviluppo SpA. Nel lasciare la parola al professor Alberto Brambilla, che ricordo è presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, fonte di conoscenza e di informazioni per tutti noi, per le produzioni che vengono garantite regolarmente. Io al professore chiedo una visione di sintesi tenendo conto delle evoluzioni che ci sono in atto e aggiungo una domanda che è pervenuta dall'audience che ci chiede quale potrebbe essere il nesso tra i fondi pensione e il PNR, che comunque rappresenta un compagno di viaggio che da qui fino al 2025 dovremo, come dire, ben utilizzare. A lei la parola, professore. Bene, buonasera a tutti. Allora, il tema del nostro incontro è un po' l'investimento in economia reale. Va detto che rapportare questi investimenti in economia reale ai fondi pensione ha bisogno di una premessa che peraltro è stata fatta abbondantemente sia da Paolo Stefana che da Oliva Masini, e cioè i fondi pensione hanno come primo obiettivo quello di pagare le pensioni e quindi il primo scopo non è quello di essere grandi investitori, ma di appunto assolvere all'obiettivo primario che gli è stato assegnato dalla legge. Tuttavia, Oliva ha fatto ben presente che in un momento come questo, in cui i tassi di interesse sono prossimi allo zero, i titoli di Stato hanno una redditività modesta, le compagnie di assicurazione in seguito a Solvency non hanno più la possibilità di fornire garanzie di capitale, garanzie di rendimento, il mercato, diciamo che era un po' il cuore di tutti gli investimenti, quindi l'obbligazionario cosiddetto, si sta un po' rarefacendo e quindi si è fatto rarefatto e occorre trovare altre iniziative e altri stimoli. E sia per quanto riguarda gli investimenti in economia reale, sia per quanto riguarda gli investimenti con caratteristiche ESG, quindi con la responsabilità sociale dell'investimento, queste diversificazioni hanno dato dei buoni risultati, quindi non soltanto sono una buona diversificazione, ma sono una diversificazione anche buona in termini di redditività e quindi torniamo all'obiettivo primo del sistema. Ecco, se questa è un po' diciamo, la premessa generale, occorre però fare un po' di specifiche. La prima l'avete fatta voi. Oggi siamo un mercato da 190-192 miliardi di patrimonio dei fondi pensione, cominciamo a essere il 14° mercato dei paesi OCSE, quindi abbiamo scalato tante posizioni e cominciamo a essere un paese abbastanza interessante. Non tanto per il rapporto patrimonio fondi pensione PIL, perché ci vede ancora in fondo alla classifica, non riusciremo mai probabilmente ad avere il dato dei paesi del nord Europa con la Danimarca che supera il 120% del PIL come patrimonio dei fondi pensione, però insomma stiamo diventando un mercato che è interessante e di buono spessore. Tuttavia, l'avete fatto vedere voi nelle slide che abbiamo poi elaborato anche nell'ultimo report, quello che va all'economia reale è pochino, è molto poco e ci aspetteremmo
che fosse qualche cosa di più. E però a questo punto dobbiamo, proprio per motivi di conoscenza, non tanto per motivi politici o altre cose, dobbiamo però, come dire, vedere il perché. Noi avevamo costruito nel 2005 un sistema di fondi pensione che si rivolgeva al settore delle grandi imprese, delle imprese sindacalizzate, delle piccole e medie imprese e delle micro. Avevamo suddiviso il comparto in meno di 15 dipendenti, con 49 dipendenti e altro. E avevamo assegnato a ciascuna di queste categorie, come dire, un pacchetto di agevolazioni che in parte sono state poi assegnate dal punto di vista fiscale. Quindi le aziende che versavano il TFR e i fondi pensione avevano dei vantaggi fiscali come quote di solidarietà presso l'INPS e come, diciamo, contribuzioni minori nei confronti dello stesso istituto. Ma c'era un'altra cosa che era fondamentale, e stiamo parlando del 2005, quindi 3 anni prima del credit crunch, quindi della riduzione del credito. E avevamo fatto il fondo di garanzia, quindi tutte le piccole e medie imprese che devolvevano il loro TFR al sistema fondi aderivano a questo fondo siglato con l'ABI, con l'Artigiancassa, con la Cassa del Commercio e con tutte le attività di medio credito, e quindi ricevevano come dire, un finanziamento che era esattamente pari al flusso di TFR versato. Questo perché? Perché all'epoca dicevamo il TFR circolante interno all'impresa è il sangue dell'economia reale. Cosa è successo? È successo che pochi mesi dopo l'approvazione di questa norma, che peraltro è stata forse l'unica che ha avuto la firma di oltre 30 parti sociali nel protocollo, nell'avviso comune, il governo che è venuto dopo ha fatto una serie di, come dire, di riduzioni. Il governo che è venuto dopo, per intenderci, è stato il Prodi 2, che non è durato moltissimo e che aveva come ministri il Padoa-Schioppa per l'economia, Ferrero per la solidarietà sociale, Cesare Damiano al lavoro e vicepresidente del Consiglio D'Alema. Che cosa è successo? È successo che il fondo di garanzia è stato eliminato. Il fondo che avevamo previsto di una quindicina di milioni per diffondere la cultura previdenziale è stato eliminato, e soprattutto si sono divise le imprese in meno di 49, più di 50 dipendenti, e si è fatta la regola che le imprese con più di 50 dipendenti, i quali non versavano il loro TFR al fondo pensione, avrebbero dovuto versarlo all'INPS. E qui c'è stata poi addirittura una particolarità di cui, come spesso accade in Italia, la stampa, in generale anche le parti sociali, mi viene da dire, non hanno fatto alcun cenno. Mentre per le imprese il TFR è, come dire, un debito verso i propri dipendenti, per l'INPS è stata un'entrata. E quindi, di fatto, noi abbiamo scoperto che le imprese finanziavano l'INPS, la quale INPS finanziava la spesa corrente. Quindi, come avete mostrato voi, in realtà noi abbiamo dei 190 miliardi, circa una metà che sono provenienti dal TFR, e tutto il resto, gli altri 100 che stanno all'INPS, sono tutto TFR. Quindi quel governo ha fatto la più grande operazione di eliminazione da parte dell'economia reale del circolante interno, quindi del sangue delle imprese, per darla alla spesa corrente. Allora, i fondi che pure nella legge è previsto possono investire fino alla legge che abbiamo scritto, che ho scritto io nel 2004-2005, possono investire fino al 20% in fondi immobiliari chiusi. Stiamo parlando di una legge scritta pensata nel 2001, scritta nel 2004, la quale legge prevedeva anche
un articolo preciso che diceva i fondi pensione devono dire se e in quale misura investono in criteri, all'epoca non erano ESG, ma di sostenibilità ambientale e sociale. Quindi era una legge molto innovativa. Ecco. E tutta questa roba qua praticamente è sparita. E quindi oggi non ci dobbiamo stupire se l'economia ha problemi, il sistema bancario non fa più crediti perché ormai funziona da algoritmi e di fatto il grosso del fatturato delle banche è per il risparmio gestito o risparmio assicurato. E questo è un po' quello che è successo. C'è stato il credit crunch del 2008, la crisi del 2013 e quindi oggi noi scontiamo questi effetti, cioè una crisi delle imprese, una forte crisi di liquidità, molte imprese che chiudono non perché non sono all'altezza della situazione o perché non hanno lavoro, ma perché hanno una crisi di liquidità e quindi questo è un po' il tema. Quindi dobbiamo dare un nome e cognome e quindi quando qualcheduno viene a parlare di fondi pensione bisogna che prima si faccia un'ampia autocritica perché il primo livello di distruzione dell'economia reale e dei fondi pensione è stato fatto così. Ma non è che è mica finita qui, perché poi nel 2015, anziché come era stato previsto, incrementare i 5.164 euro all'inflazione, non è stato mai fatto nulla e anziché ridurre la tassazione come era nei patti iniziali alla metà del famoso 11% iniziale e riportare la tassazione dei fondi pensione a livello di riscatto come accade in tutto il mondo e come accade anche in Italia per quanto riguarda i fondi comuni di investimento, gli OCR e FIA, i fondi pensione sono stati prima portati all'11,5%, non faccio nomi, ma nel 2015 sapete chi c'era, e poi al 20%. Le casse poverine addirittura al 12,5% al 26%. Quindi si è ulteriormente incrementato. C'è stato il tentativo di mettere il TFR in busta paga che fortunatamente è fallito perché gli operai, gli impiegati hanno dimostrato di essere più saggi degli altri e questo è stato fatto. Ma poi c'è un altro fatto che nel contempo, in tutti questi anni, con più o meno lo stesso ministro dell'economia, si è varato il cosiddetto PIR, i piani di investimento di risparmio individuale. I PIR ci sono i PIR 1, 2, 3 fino al 4.0. Limitiamoci al 4.0. Il 4.0 prevede che un soggetto privato possa investire fino a 300.000 euro l'anno per 5 anni per un massimo di 1,5 milioni di euro e questo 1,5 milioni di euro finché lo tiene è esente da qualsiasi tipo di tassazione. Quindi abbiamo il paradosso che il fondo pensione che ha una funzione sociale è tassato annualmente e i due direttori dei fondi lo sanno benissimo che cosa vuol dire. A parte che tassare le prestazioni ci sono più di 3 modalità perché bisogna considerare il TFR versato prima, poi versato da un anno, dal 2000 in poi dal 2004 in poi, dal 2007 in poi. Insomma, ma al di là di quello, il sistema di tassazione è annuale e prevede quindi, se io ho pagato tanto perché il fondo si è incrementato, poi c'è stata la crisi del 2018, ho perso, quindi ho un credito d'imposta. Ma il credito d'imposta viene esercitato da quanti lavoratori? Se il titolare del credito d'imposta se ne deve andare perché è stato licenziato oppure perché l'azienda ha chiuso tutto e perde anche questa roba qua. Allora io vi ho fatto soltanto questi piccoli esempi per dire ma che cosa dobbiamo dire a questi progressisti, a questi politici, a queste persone che si spendono tanto per il sociale e la solidarietà, se continuano a massacrare l'unica forma di risparmio che è finalizzata tra l'altro a dare una seconda gamba all'INPS, perché oggi tutti guardano all'INPS, tutto l'obiettivo è lì. Se non abbiamo quella pensione, che facciamo?
Devo dire che anche il RITA, e qui entriamo un po' nel tecnico, non è fatta proprio bene, perché va bene poter dare fino al 50% del capitale per sostenere le persone che stanno in una situazione di crisi, ma dare il 100%, peraltro senza alcuna tassazione, crea, come dire, uno split e quindi agevola delle attività che non sono proprio totalmente sociali. Bene, se questa è la situazione, che cosa dobbiamo fare per incrementare il mondo dei fondi pensione? Bisogna che le parti sociali, che la politica reinizino intanto a reinserire il fondo di garanzia. Teniamo conto che il fondo di garanzia non è che serviva soltanto per dare circolanti alle imprese, ma siccome nelle imprese fino a 49 dipendenti lavora quasi la metà dei 13 milioni e mezzo di lavoratori dipendenti, significa, e questo lo si vede dal report della Covid, che 6 e passa milioni di lavoratori non possono aderire alla previdenza complementare, perché il loro datore di lavoro semplicemente gli dice non posso fare a meno del TFR, perché la banca non mi dà finanziamenti. E quindi noi abbiamo una forte presenza di quel 6 milioni e mezzo di lavoratori delle grandi imprese, delle imprese medie, delle imprese sindacalizzate e una percentuale bassissima di altri lavoratori. Poi adesso è vero che con il contributo datoriale, quindi anche avete fatto vedere voi il fondo preventi si è espanso e tutto, però lì c'è soltanto questo piccolo contributo aziendale, ma non c'è null'altro. Quindi la prima cosa è, per una questione di equità nei confronti di tutti i lavoratori e nei confronti anche dei lavoratori delle regioni svantaggiate, bisogna intervenire sulla fiscalità, bisogna intervenire con un altro semestre di silenzio assenso, insomma bisogna che questo paese si renda conto che non esiste soltanto l'INPS, che peraltro è stata travolta dalla crisi del Covid, perché la quota che viene data in assistenza è passata a circa 144 miliardi. Se voi tenete conto che le pensioni, tutte le pensioni al netto del carico fiscale sono costate 160 miliardi e sono sostenute al 95% da contributi pagati da imprese e lavoratori, gli altri 144 sono sostenute da chi le tasse le paga. E come abbiamo dimostrato nell'ultimo report, ahimè, sono non tanti che le pagano. Quindi sicuramente noi dobbiamo andare in quella direzione, dobbiamo cercare di rafforzare questa situazione. Come del resto va rafforzata per quanto riguarda l'assistenza sanitaria integrativa, siamo uno dei pochi paesi che non hanno nemmeno una legge per l'assistenza sanitaria integrativa, e si parlava prima di demografia e non abbiamo alcuna norma che favorisca la cosiddetta controassicurazione contro la non autosufficienza in una nazione che invecchia. Due parole per dire sul Veneto. Il Veneto ha l'8,1% degli abitanti in confronto agli abitanti nazionali, quindi sono 4,8 su circa 59 milioni, e quindi vale l'8,1, ma nell'ambito degli iscritti, secondo le nostre proiezioni, vale circa il 9,7%, quindi la percentuale del Veneto è un pochettino più alta. L'altra cosa che volevo sottolineare tra le varie diciamo iniziative che ci sono, ecco, io mantengo sempre qualche perplessità quando c'è come dire un connubio, mi riferisco in questo caso particolare alla Cassa Depositi e Prestiti, tra il pubblico e il privato. Secondo me la Cassa Depositi e Prestiti ha una grande funzione, siccome ha tantissimo personale, può fare due diligence, può fare tutto, potrebbe essere un advisor, ma gli investimenti nel settore privato, come accade in larga parte d'Europa, andrebbero fatti fare dal settore privato. Quindi queste commistioni CDP, assofondi, va bene, se c'è da finanziare qualche cosa, per carità di Dio, va benissimo, però io penso che i fondi pensioni sono privati e quindi anche qualcheduno che recentemente ha chiesto la garanzia dello Stato di un minimo di rendimento per tutte le risorse messe da parte,
mi sembra che vada verso la strada ungherese, cioè prima chiediamo la garanzia allo Stato, poi diamo allo Stato anche un pezzo di gestione e alla fine, come è accaduto in Ungheria, lo Stato dice: sai che ti dico, tutti i fondi di previdenza complementare me li prendo io, tanto me li sto già gestendo per buona parte. Quindi su queste iniziative sarei molto molto prudente. Ecco, questo mi pare un po' il quadro di contesto. Quindi dobbiamo intervenire nell'economia reale. È giusto quello che è stato detto: se io investo nell'economia reale del mio paese, della mia regione, e diversifico bene, favorisco anche l'occupazione. Non ci dobbiamo dimenticare che l'Italia è il fanalino di coda quanto a occupazione. Per quanto riguarda la demografia, purtroppo l'ultima considerazione che faccio è che ce ne dobbiamo fare una ragione. Se anche oggi noi chiedessimo alle nostre signore di fare tanti figli, nel momento di maggiore transizione demografica, che è quindi tra circa 20 anni, ecco, noi forse non avremmo le forze lavoro. Quindi abbiamo però 36 milioni e mezzo di persone in età da lavoro e 22 milioni e mezzo che lavorano. Quindi tutte quelle altre persone che non lavorano, che non pagano contributi, che non pagano imposte, che sono a carico della collettività, questo è il vero problema demografico, ma lo si risolve semplicemente evitando che lo Stato dia sussistenza. Oggi tra cassa integrazione, NASPI, DISCOL, reddito di cittadinanza, sussidi, bonus, noi praticamente manteniamo con un buon livello di reddito che farebbe gola a qualche artigiano della vostra regione ben quasi 4 milioni di persone, le quali 4 milioni di persone per andare a prendere 200 euro in più al mese o 300 non ci vanno, perché sono garantite da questi 144 miliardi che noi andiamo a spendere. Quindi il vero punto demografico è: certamente aiutiamo le famiglie, facciamo il piano asili nido, ma dobbiamo far lavorare questa quota di persone. Quindi investimenti in economia reale e far lavorare più gente, è la chiave del successo non soltanto per i fondi pensione, ma anche per il nostro PNR, che è appunto un piano di sviluppo, e quindi i fondi pensione possono essere un addendum sia del PNR che del fondo complementare gestito dallo Stato. Questa è la chiave del successo. Grazie professor Alberto Brambilla. Io ringrazio i colleghi Luca Romano, Paolo Stefano, Livia Masini, Sergio Lovecchio, Gianmarco Russo, e rinnovo il ringraziamento al professor Brambilla che ci ispira sistematicamente con le sue produzioni. Ricordo a tutte le persone collegate che Veneto Welfare ha completato la procedura di accreditamento dei fondi pensione complementari, le 4 linee di attività sono aperte, avvieremo a breve l'azione promozionale per i fondi pensione, quindi la pensione complementare che investono nell'economia reale, che è il criterio con cui noi abbiamo definito l'accreditamento. Continueremo a svolgere attività di formazione e di informazione sul tema della previdenza complementare, pensionistica, sanitaria, la bilateralità, il welfare territoriale e il welfare aziendale, che rappresentano i 4 punti su cui Veneto Welfare opera. Io vi ringrazio tutti, vi saluto e vi rinnovo l'incontro per le prossime attività di Veneto Welfare. Arrivederci a tutti.